Dottor Achille Contino, oggi un'interessante iniziativa presso il Libero Consorzio mirante a parlare dei rifiuti, purtroppo un tema annoso, rifiuti che vengono lasciati per strada e che ovviamente non danno una buona immagine in vista della nostra Agrigento 2025. Certo, è un problema che va risolto, perché se abbiamo il grande riflettore di Agrigento Capitale della Cultura, questo riflettore sarà puntato anche sui limiti del nostro territorio provinciale. Quello dell'abbandono dei rifiuti purtroppo è un problema molto grave che va in qualche modo affrontato. Ci viene incontro una norma nuova della fine dell'anno scorso che ha trasformato questo, da sanzione amministrativa a reato penale. Quindi è bene che la popolazione venga prontamente informata, si faccia una forte azione mediatica contro l'abbandono dei rifiuti, facendo capire alla gente che non conviene assolutamente abbandonare i rifiuti, perché significa un'ammenda minima di 2.500 euro e il rischio di un processo penale o del sequestro del mezzo che sia utilizzato per l'abbandono dei rifiuti. Forse occorrerebbe anche una buona campagna di comunicazione. Certo, la provincia già l'anno scorso aveva affrontato una campagna di comunicazione attraverso le scuole, abbiamo stampato un depliant che adesso dimostreremo, attraverso il quale puntiamo a convincere le giovani generazioni ad sensibilizzarsi su questo tema e ad essere soprattutto ambasciatori verso le proprie province per invitare coloro che questa pratica antipatica utilizzano, si ricredano e ritornano indietro sulle loro cattive abitudini. Ecco, quanto è importante un'iniziativa del genere per cercare di evitare appunto questi rifiuti selvaggi, Io ritengo che sia estremamente importante un'attività di coordinamento di questo tipo, perché gli enti chiamati a svigilare sono tanti, molti, e quindi hanno bisogno effettivamente di una cabina di regia. Oggi, come è noto a tutti, c'è un novellato normativo che configura l'abbandono di rifiuto anche da parte dei privati in un reato seppur contravvenzionale punito con ammenda, per cui ognuno deve fare la propria parte, dal comune all'unione dei comuni alle forze di polizia tutte. Questo per il bene di una città che, come sappiamo, si candida a essere capitale della cultura, ma anche per un motivo etico e morale, perché certamente non possiamo consegnare alle future generazioni, ma è anche auspicabile non vivere in mezzo alla spazzatura, tenuto conto che i servizi sono tali e tanti da poter assicurare un adeguato decoro a questa città. Parliamo di questa iniziativa in vista di Agrigento Capitale 2025, iniziativa fatta dalla provincia relativamente ai rifiuti selvaggi. Qual è la situazione, Assessore? Allora, intanto questa è una buona iniziativa in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025, cerchiamo di attrezzarci e fare in modo che anche questo odioso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti venga effettivamente contrastato. Per fare questo è necessario che ci sia la convergenza di forze di tutti coloro che operano nel territorio, quindi non solo da parte del comune ma anche della provincia, da parte delle altre forze dell'ordine. Quindi noi oggi qua cercheremo di dare delle linee guida anche in relazione alle norme che contrastano il fenomeno.